Amici appassionati di futsal, un cordiale buonasera, il saluto vi arriva dalla Palasport di Cisterna di Latina da Mattia Esposito e Marco Angelini. Atto numero 14 della Serie A di futsal, si sfidano Roma e Feldi Eboli, una partita importante per entrambe le squadre. La Roma che vuole provare a tenere il passo delle prime della classe, Feldi Eboli che invece può diventare in caso di vittoria proprio la capolista. Fischio d'inizio, è iniziata la gara tra Roma e Feldi Eboli. Lo recupera e riparte la Roma con Isgro che alza questo pallone per Rodolfo Fortino. Arriva prima di lui Caponigro che sbaglia il retropassaggio e stava per regalare di fatto a Fortino l'assist per l'1-0. La Roma che intanto potrà battere un calcio di punizione dopo il primo fallo di squadra commesso anche dalla Feldi Eboli. Fortino sull'imbucata di Marcelinho, controlla col sinistro e batte sul primo palo Montefalcone. Un lampo della Roma che è avanti 1-0. E questo è un po' l'ABC, Mancino che imbuca da quella parte, io l'ho visto da qui su, guardate con che precisione Marcelinho imbuca Fortino, non si vede il movimento di scarico che fa Fortino e ragazzi... Si tratta di rimessa laterale, non di corner. Selusio sul punto di battuta. Scodella per la conclusione al volo di Ezzi. È entrato alla grande in questa partita il 27 che impatta e fa 1-1. Nulla da dire, veramente l'ho sottolineato 30 secondi fa, le due squadre, tutte e due ci stanno deliziando con grandi giocate, il risultato che ci sta tutto, pareggio con gol, qua vediamo. Bella la conclusione al volo di Ezzi, bucato Ducci. Quindi sempre un riferimento offensivo per cercare la profondità, guarda in questo caso. Bella giocata di Barra che ripulisce il pallone, spacca il palo Caponigro ad un passo dal 2-1 la Feldi Eboli. Avellino, Scodella per Rodolfo Fortino e qui una super parata di Montefalcone. Qui finisce a terra Biscossi che però di fatto ha inciampato su Rodolfo Fortino. 3 contro 2 che si sviluppa per la Feldi con la conclusione di Ezzi, ma arriva il tap-in di Venazio Sini Baldasso. 8 minuti 52 secondi, la ribaltata questa partita la Feldi con il tap-in di Venanzio. 2-1. Una squadra glaciale. Grandissima azione offensiva della Roma imbucata per Fortino, Biscossi che ha la sfortuna di inciampare sul compagno. Cosa succede? Transizione 3 contro 2 e l'Eboli subito ne approfitta e va secondo me anche meritatamente in vantaggio. Mattia sicuramente aveva avuto le occasioni migliori anche sull'1-1, imbucata dentro per Barra, contratto da De Eugenio, ma si gira ancora una volta Barra che offre un cioccolatino ad Ezzi sul secondo palo. Il gol è di Ezzi ma la giocatona è di Federico Barra. 3-1. L'abbiamo detto Mattia più volte, ragazzo veramente in forma, guarda qua come difende palla sulla pressione di De Eugenio. Ezzi che a conferma di quello che dicevi te un minuto fa si fa trovare pronto al posto giusto al momento giusto e devo dire che questo è un 3-1 anche meritato. La rincorsa di Rodolfo Fortino che va col sinistro, pallone in buca d'angolo, una sentenza. Rodolfo Fortino e la Roma accorcia 3-2. Brava la Roma a sfruttare l'occasione, devo dire sfortunata l'Eboli in questo caso perché veramente non si percepiva la possibilità che la Roma potesse segnare da un'azione appunto con da un'azione manovrata. L'Eboli ha giocato meglio, si può dire, senza offesa per nessuno. Grande giocata di Isgro che però si è trascinato il pallone in rimessa laterale. Poi ha anche qualcosa da dire a Selusio, ha rischiato tantissimo Isgro che si prende il cartellino rosso. Follia, possiamo dirlo, di Antonino Isgro a 5 secondi con Venanzio che apre sul secondo palo per Selusio, proprio sulla sirena è arrivata la chance del 4-2 per la Feldi. Va in archivio un bellissimo e divertente primo tempo qui a Cisterna di Latina. La Feldi è avanti 3-2 sulla Roma ma pesa il rosso praticamente allo scadere ad Antonino Isgro. Muove il pallone la Feldi che deve provare a sfruttare la superiorità numerica. Selusio per Venanzio, arriva il gol della Feldi Eboli.
ottima traccia di Selusio a pescare Venanzio per il gol del 4-2. E poi le grandi squadre fatte di grandi giocatori sono queste, e alla prima occasione piccolissima sbavatura della difesa ti puniscono e qui c'è poco da fare. Bella giocata della Feldi, ha bisogno di un guizzo la Roma, di una scintilla che possa rimetterla in partita al di là di quello che dice e fotografa il punteggio. Qui pasticcio tra Montefalcone e credo Ugherani. A proposito di scintille, nel modo più incredibile, casuale possibile, la Roma accorcia e 4-3. Tutto si può dire tranne che la Feldi Eboli sia stata fortunata questa sera, perché veramente tra il gol subito, il fallo che subito per il tiro di libero e questo gol, insomma veramente molta sfortuna per i ragazzi di Antonelli. Incredibile questo autogol. Sì. Calcio di punizione molto interessante per la Feldi Eboli, la rincorsa da parte di Selusio, pallone aperto per la conclusione di Ugherani che la infila all'incrocio dei pali, pennellata di Ugherani, 5-3. E se nelle partite di questo sport ci sono i segnali, caro Mattia, quale migliore segnale del ragazzo che aveva procurato la tua rete va dopo un minuto a metterla lì per riportare il doppio vantaggio? Questa è un'altra mazzata per la Roma che era riuscita a dimezzare lo svantaggio. Venanzio, l'imbucata dentro per Caruso, arriva il raddoppio di Marcelinho, 2 contro 2 che si sviluppa per la Roma con Fortino, strepitosa chiusura difensiva di Venanzio. Dimas, strada chiusa, pallone imbucato dentro, Ugherani di prima intenzione lo spedisce in porta, arriva il gol, ma il gol è della Feldi Eboli, doppietta di Ugherani e 6-3. Guarda, questo è il riassunto di tutta la partita. Roma che si mette lì, giustamente prova a impostare un'azione per capire anche la fase difensiva, fa mezzo errore e con il destro, che non è il suo piede, Ugherani con l'effetto a rientrare trova la rete della serie, proprio non ti perdono nulla. Gol di Ugherani, doppietta per il numero 8, 6-3. Fortino, Avellino pressato da Barra, Fortino la tocca di prima per la conclusione di Biscossi, un paio di rimpalli, poi Fortino apre il piattone, tripletta di Rodolfo Fortino, 6-4 per la Feldi Eboli a 1 minuto e 40 dalla fine. Attenzione perché questa partita non è finita. Qui bravissimo Marcelinho che invece di calciare in porta alla fine riesce qua a capire che c'è il compagno posizionato meglio. Eboli qua ancora sfortunata. Il pallone sbuca buono per Biscossi, Marcelinho di ritorno per Fortino, la Roma non riesce a capitalizzare questa occasione, Avellino calcia, Fortino è sulla traiettoria, la lascia lì per Avellino che apre per Biscossi, pallone all'incrocio dei pali, eccolo lo sport del demonio, la Roma torna sotto e 6-5. E lo stavo per dire, c'è una partita del genere, hai dominato una partita, pressione sfrenata adesso di Barra e credo Selusio, per un niente non riescono a concluderla, a finirla qui, e invece che andare sul più 3 vai sul più 1, manca 1-0-6, partita riaperta, è veramente lo sport del demonio. Sei pronto con l'MVP oppure no? Sì, ti dico Gabriele Ugherani. Dunque Gabriele Ugherani, l'MVP di questa partita. Avellino in buca per Marcelinho a 20 secondi dalla fine, la capocciata di Marcelinho che vale il 6-6, incredibile. Allora, che fosse la partita più bella di questo girone d'andata non avevo dubbi, sono contento per la Roma, ma veramente credimi sono molto dispiaciuto perché ancora 20 secondi mi tengo da dare giudizi affrettati. 6-6, 18 secondi dalla fine, occhio qui a Marcelinho che recupera Montefalcone in uscita, vediamo qual è la scelta degli arbitri, calcio di rigore per la Roma, incredibile quello che stiamo vedendo.
Fortino contro Montefalcone, tutti in piedi in tribuna, Ma poi Fortino, sbagliato. Montefalcone para il calcio di rigore, incredibile, fino all'ultimo centimetro questa partita. Messa laterale per la Roma con Di Eugenio che prova a spedire in avanti la chiusura di Selusio, occhio che la Feldi ha una chance, pallone sul secondo palo e Ducci ci mette una pezza, arriva la sirena conclusiva di una partita da scrivere negli annali, spettacolo puro a Cisterna di Latina. Togliamoci il cappello di fronte a questa splendida partita di futsal, finisce 6-6, il saluto e il ringraziamento da Mattia Esposito e Marco Angelini. Buona serata a tutti.